Sul fatto che le navi non devono più passare dalla Giudecca commento che hanno ragione quelli che dicono che non devono più passare dalla Giudecca, quelle grandi. Lo diciamo, io lo dico da 8 anni. Io, a differenza di altri che invece vanno con le bandiere di giorno, manifestazioni per farci le fotografie, ho anche proposto una via per cui passare. Il solo modo per togliere rapidamente le grandi navi dal canale della Giudecca è seguire il percorso indicato dal Comitatone lo scorso novembre. Ne è convinto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che avverte qualunque altra soluzione avrebbe tempi insostenibili. Quella via è la via del canale di Petroli e poi del Vittorio Emanuele. Da sindaco ho collaborato con tutti, col governo, con le istituzioni, tutti. Siamo arrivati al Comitatone, l'abbiamo messa sul Comitatone, è stata scritta e verbalizzata. Facessero i progetti, io faccio il sindaco, ci sono le autorità marittime, l'autorità portuale, il governo. La recente avaria della Marella Discovery, ricorda il sindaco, è stata gestita in totale sicurezza. Questo dimostra che il sistema funziona e che non c'è nessun pericolo. Chi vuole strumentalizzare singoli episodi, insomma, francamente può fare notizia, farà notizia, ma non c'è nulla di strano, cioè ci sta che le cose che si fanno abbiano anche dei guasti, insomma nel caso della nave non c'è stato nessun pericolo. La cosa più interessante sarà se invece di fare proteste, insomma, chi è depositario proponga le soluzioni ai progetti adesso. La strada è segnata, l'abbiamo detta, c'è la possibilità di risolvere.